Io non credo nelle facoltà soggettive di dire io divento medico, io divento prete, io divento... No, le cose devono nascere un po' da sole. Difatti io mai pensato, cioè la pittura mi piaceva, il colore mi piaceva, ma è un sentimento che, come dire, si è lievitato da sé. Se dopo per caso mi sono trovato pittore è una coincidenza, sarei stato volentieri anche, mi andava benissimo se avessi scelto la musica, se il Padre Eterno mi avesse dato delle facoltà o delle doti naturali e spontanee di poter essere musicista, probabilmente avrei fatto della musica insieme alla pittura. Il colore è il fondamento di tutto il mio lavoro, dagli anni 50 ad oggi compreso. E mi pareva che la lezione di Kandinsky fosse, presuntuosamente, che la lezione di Kandinsky, la rivoluzione di Kandinsky fosse stata quasi una rivoluzione a metà. Difatti la tavolozza di Kandinsky è ancora di natura sesaniana, se vogliamo, fortemente sesaniana, soprattutto la prima parte. Mi pareva di dover completare presuntuosamente, e forse anche ci sono riuscito, credo, al diavolo che la faccia modestia, ci sono riuscito. Cioè il problema era quello di scoprire, di uscire dal colore come tono, che fino allora la pittura codificava quel principio, e di non tanto di inventarmi, ma da buon o cattivo musicista che potevo essere, di scoprire le facoltà del colore nella qualità del timbro, del suono. Sappiamo che la musica codifica il timbro, non codifica il colore. Ecco, mi pareva che fare un traslato o trasporre questo principio del timbro, cioè del suono, sulla facoltà del colore, fosse un qualcosa che io non conoscevo, non avevo visto. Avevo scoperto le prime luci al neon. Andando per la strada a Venezia c'erano ancora i primi cartelloni con tutti i colori fluorescenti. Ricordo che accompagnando di notte il maestro, il mio grande maestro che è Virgilio Guidi a casa, e quando lui vedeva questi manifesti con i colori al neon, dice, andava a strapparli i pezzi perché dice forse domani Finzi fa un quadro con questi lacerti di colore di rosa sciocchi, eccetera. Ecco, il mio colore è sempre stato proprio alla ricerca di questo tipo di colore nuovo, questo tipo di colore diverso, che dopo si potrà vedere attraverso soprattutto, come dire, lo scandaglio dei colori miei degli anni 50. Questo colore urtante, questo colore che non rispondeva al buon comportamento della pittura, perché io non ho mai codificato un comportamento corretto della pittura, anzi lasciavo che il colore quasi cercasse di provocare reazioni forti e violente in me stesso. Dopo io raccogliavo questa provocazione e lo rimandavo nella tela, ma con molta disinvoltura e con molta spregiudicatezza. Non mi sono mai, come dire, lasciato accarezzare dal colore. Il colore mi prendeva sempre, come dire, pugni sul fianco, cioè pugni bassi. Questa è la mia vita e ancora oggi ci navigo dentro.